una new hit che in realtà è stato un colpo al cuore per Claudio Petrone. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, mi aspettavo che comparisse dietro Silvia Salemi Gerardina Trovato. Sono cantanti della nostra epoca. Sì, ti ricordi A casa di Luca? La sera a casa di Luca. L'unica canzone che ricordo io della Ci vedevamo, che facevamo a casa di Luca? Un sacco di cose. Stasera a casa di lui, sì. Torniamo a parlare, sì. Era una cosa del genere. Posso dire una cosa? Prima di partire volevo scusarmi con chi ci ascolta, con chi ci vede in video. Sì. Perché Scusazio non petita. Eravamo d'accordo con Ciccio, mi sarei dovuto mettere anch'io una camicia di jeans non è vero, sulla non è t-shirt vero. bianca. No, però la sfiga ci vede benissimo l'unica volta che decido di mettere la camicia. Va bene, meno male che ho messo la camicia almeno. Allora, oggi abbiamo detto? Oggi mi hai confermato due cose. Il programma forse, la scaletta forse è confermata. Ce l'abbiamo, ok. E parleremo di Rino Gaetano. Ok. Che chi non conosce Rino Gaetano, grandissimo cantautore, purtroppo venuto a mancare il 2 giugno del 1981, quindi sono 45 anni dalla morte di Rino e così non per riempire di tristezza il nostro weekend né per collocarci in un modo per riscoprire un grande cantautore italiano. Non sarà l'unico argomento che affronteremo oggi, parleremo anche del Taranto. Domenica c'è una partita importante e i tifosi del Taranto non sono molto contenti. Sì, no, anche perché stiamo preparando tutti la trasferta. Ma adesso c'è Rino. 8:36, l'eco dei social su Rino Gaetano, che parte con uno dei pezzi più ascoltati, divisivi però anche rispetto alla figura di Rino Gaetano, ma sicuramente il più ascoltato, per esempio il più streamato su Spotify. Ed è una cosa surreale, Francesco. Perché surreale? Surreale perché uno dei pezzi più ascoltati, come dicevi tu, non è di Rino Gaetano. E questa cosa, quando ai matrimoni, alle feste, alle cene spettacolo parte questa canzone, noi sappiamo tutti, un qualunque karaoke anche con una chitarra così. Al karaoke, sì. Tutti si alzano, cantano e sognano su questa canzone. E Rino Gaetano, che della surrealtà era anche un esegeta, avrebbe sicuramente sorriderebbe proprio perché rifletterebbe sul fatto che non è una sua canzone. Che vuol dire questo? La canzone è di Riccardo Cocciante, sì. E ci fu un concerto molto famoso nel 1981, organizzato addirittura, sto facendo un po' di revival, vai. Organizzato addirittura da Shel Shapiro, che cantava, come noi ricordiamo, Ma che colpa abbiamo noi. Stai fortissimo sul vintage. No, sono super vintage. E nel 1981 ci fu questo Q-Concert, che era un concerto che doveva unire più voci, e c'era appunto Rino Gaetano, che era piuttosto in voga in quel momento storico, c'era appunto Riccardo Cocciante, erano tutti cantanti dell'RCA, che era una casa discografica molto famosa dell'epoca, e Rino Gaetano cedette la sua famosissima canzone Aida a Riccardo Cocciante. Riccardo Cocciante gli consegnò invece da cantare A mano a mano. Di A mano a mano c'è solo la versione live, perché Rino cantò solo in quella circostanza questa canzone, che fortunatamente per i posteri e per quanti la cantano adesso fu registrata. Però poi accadde l'imponderabile, perché il concerto era di marzo del 1981 e purtroppo, motivo per il quale ne ricordiamo le gesta e soprattutto la voce e soprattutto le canzoni, Rino Gaetano il 2 giugno morì, il 2 giugno del 1981 morì in Roma, in circostanze che adesso che vanno in voga i crime, anche la Fagnani è passata da Belve normale a Belve crime, casi giudiziari. Questo non è un caso giudiziario, ma è un caso molto particolare su come è avvenuto purtroppo il decesso di Rino, che a questo punto, in modo velocissimo, andremo a raccontare. Raccontacelo. Anche perché parentesi su Rino. Innanzitutto, qual è la tua canzone preferita di Rino Gaetano? Allora, tu forse non essenzialmente tu? No. Guarda, credo forse Aida.
Aida. Però è a momenti, capito? Quindi non so, cioè, sono stato pure io in fissa con un Tereg Q per un sacco di tempo. Poi da suonare è una palla tremenda perché è un do costante. Non Tereg Q, che è quello che mi dici dopo la trasmissione. No, quello te la dico prima di solito. Dopo mi è passato. Non Tereg Q. Peraltro guarda, adesso ti direi Aida, però te lo direi, cioè, in questo periodo. Mio fratello è figlio unico perché non ha mai vinto un premio aziendale? No, adesso no. Però per esempio Berta Filava, c'è stato un momento in cui andavo in fissa. Gianna no, devo dire la verità, Gianna è un po' di quelle... Ma ovviamente Gianna, che era il pezzo che lui portò a Sanremo, rompendo gli schemi e comparendo sul palco con una bombetta e con un frac quasi per sfottere il Festival della canzone italiana, era il suo pezzo più famoso, è stato per un certo periodo il suo pezzo più famoso e lui non lo tollerava così tanto. Quindi dicevamo, che cosa accade? Rino Gaetano perdonate, prego. Rino Gaetano l'1 giugno del 1981 prende la propria autovettura e si reca ad un appuntamento con un carissimo amico dell'epoca e viene coinvolto in un incidente stradale sulla Nomentana all'angolo di Via di Santa Costanza. E arrivano i soccorsi con, secondo quello che ricostruisce la cronaca, arrivano i soccorsi con lentezza, dopodiché viene portato al primo ospedale, viene portato al secondo ospedale, non c'è posto al primo, verrà ricostruito dopo il reparto di neurochirurgia per operarlo, arriva al terzo ospedale, insomma Rino Gaetano la notte tra l'1 e il 2 di giugno muore. E questa grossa perdita per la musica italiana, ma non solo, per un uomo appunto che era in grado di essere attuale anche adesso. Se noi pensiamo che fino a qualche davvero anno fa Non Tereg Più conteneva tutta una serie di soggetti che la canzone è scritta negli anni 80 alla fine degli anni 70 ed erano Umberto Agnelli, Monti Pirelli, Dribbla Causo che passa a Tardelli, Antonioni, Zaccarelli, Berzotto, erano tutte persone che comunque... C'era anche il Papa, c'era la Repubblica, c'era Alfredino Rampi, ci sono tutti e c'erano tutti, quindi... Io li ho ritrovati, diciamo, molti di questi elementi in alcuni pezzi dei Baustelle. Ce l'hai presente? Hai mai sentito Alfredino? Alfredino. Tutta quella storia, diciamo, di Alfredino Rampi, in parte poi la P2 e tutto il resto, io che ci sono in Non Tereg Q, io l'ho risentita nel brano dei Baustelle. Ma cosa rende ancora più mitologica la storia di Rino Gaetano? Che nel 2000 viene pubblicata una canzone che si chiama La ballata di Renzo, che Rino Gaetano aveva scritto nel 1970, e all'interno di questa canzone, pensate che cosa strana, Rino Gaetano racconta: quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada quando un'auto veloce lo investì. Quindi questa canzone, La ballata di Renzo, parla di un incidente stradale che si è verificato appunto a Roma, e mentre c'era stato questo incidente stradale, mentre si cercava di portare Renzo al San Camillo, al San Giovanni, al Policlinico, non c'era posto, portalo qua, portalo di là, Renzo muore. E la particolarità del mitico Rino è quando Renzo morì, io ero al bar e bevevo un caffè. Cioè, le cose accadono, però nel mondo parallelo il mondo va avanti, si beve il caffè mentre non c'è un posto per il povero Renzo. Ma la cosa ancora più surreale è che sempre in questa canzone Rino Gaetano racconta che Renzo viene portato al cimitero e non c'era nemmeno posto al cimitero. Al Verano, cosa che realmente è accaduta, perché Rino Gaetano si trova seppellito al Verano, ma il posto dove si trova Rino Gaetano fu trovato solo in un secondo momento, perché all'epoca, quando è morto, posto per lui non ce n'era. Devo dire la verità, io al posto dei calabresi sarei incazzato come una biscia con l'ernia, perché io lo vorrei a casa, tra virgolette, non al Verano. Però ma lui io non so se neanche Rino sarebbe contentissimo cioè, per il suo essere anticonformista, stare al Verano. Io non lo so se lui... non lo so. Ma lui era nato a Crotone, ma fondamentalmente la sua vita, anche lui andava dal barone a giocare a dama,
che era un bar della Nomentana. Lui ormai si era radicalizzato all'interno della capitale. C'è da dire una cosa, che poche volte una famiglia come quella del nostro Rino si è impegnata tantissimo nel ricordo di questo straordinario cantautore. Vengono organizzati concerti, ci sono delle tribute band, i Ciaurino, il figlio di Rino Gaetano, il nipote di Rino Gaetano canta anche le canzoni dello zio, insomma è vivo in tutti noi. Speriamo che chi canta con entusiasmo la mitica Mano a Mano possa anche riscoprire tutti gli altri pezzi storici. Nella speranza magari che oltre a cantarli bene li capiscano anche, diciamo, nel loro contenuto molto molto politico. Bene, vi ho ammorbato. No, non è vero, è stata una bella mattinata, diciamo un Claudio Petrone insolito questa mattina del 29 maggio. Adesso però alle 8:45 ci prendiamo una pausa e quando torniamo parliamo di calcio addirittura, e lo facciamo però, diciamo, seguendo l'eco dei social. Esattamente, parlando di Taranto Calcio. A tra pochissimo, restate con noi. Un Claudio Petrone tra l'altro saltellante su un pezzo, un pezzo di storia. Ma è la mia canzone, Sex Machine. Ah, ok, non lo sapevo, scusa. Dal sacro passiamo subito immediatamente al profano. Un attimo, cioè proprio è giusto un attimo. Ma in realtà c'è una via di mezzo tra sacro e profano, che sia sacro che profano per alcuni e per altri, che è il Taranto Calcio. Si cantava: noi facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli per il Taranto. Per il Taranto. E non si possono fare i chilometri. Non si può, niente. Domenica apice, solo 100. Tutti a casa. Solo 100 persone, solo 100 biglietti. 100, ma forse 150, ma forse non residenti in Puglia. Ancora non sappiamo. Non è chiaro. Non sono state pubblicate ancora le FAQ. Avremo delle FAQ dove scopriremo. Scritto FAQ di quadro. Ovvio, certo. Come il Q-Concert di esatto. di prima. E le FAQ in cui Frequently asked questions, cioè le domande fatte più spesso. Una cosa. Allora, una cosetta personale. Oggi Casula mi ama, a differenza degli altri weekend, mi sorride, c'è della redenzione nei suoi modi nei miei confronti. Io veramente io avrei tanto da dire al tuo psichiatra. Ce n'hai uno? Cioè, perché te lo consiglio uno bravo. No. Faccio tutto da solo. Sex machine. Okay. In tutto e per tutto. Detto questo, attenzione, dobbiamo subito parlare di questa storiaccia. È stata proibita la trasferta ai tifosi del Taranto. Sì. A tutti i tifosi del Taranto. Insomma, dipende da chi riesce a comprare il biglietto, non si capisce se viene da Taranto, non Taranto. Ma probabilmente perché? Perché tutti si chiedono perché? Perché siccome alla partita di andata ci sono stati degli scontri, dei tafferugli nella città di Massafra, hanno saccheggiato tutta la città, hanno incendiato le macchine, i pericolosissimi tifosi dell'Apice, e quindi giustamente dice: allora al ritorno succederà un casino. Di tutto. Sì, bombe a mano, Sottolineiamo, le frasi precedenti di Claudio Petrone potrebbero essere ironiche o comunque si fa dell'ironia. Si fa dell'ironia perché, come vi ha detto insomma stamattina, non è mai successo nulla a Massafra, quindi diciamo qual è la ragione? Stai morendo? No, quando si parla di pallone è sempre a Taranto, è sempre insidioso, perché perciò io cerco di stemperare. Però ragazzi, purtroppo abbiamo ragione. Perché? Perché in un mondo chi siamo noi? Noi tifosi, sì, noi tifosi. Ma noi supporters, noi tarantini, noi cittadini di Apice, un comune di 5.000 abitanti che non vedeva l'ora di poter ospitare con affetto, con orgoglio, con amore calcistico il Taranto per questa semifinale del campionato di eccellenza, e purtroppo questa cosa non si potrà avere. Ok. Abbiamo un contributo, Michael? Che contributo? Abbiamo un contributo. Che succede? Alziamo tutti. Ma cosa alzi tutto? Ricordo quando ero fanciullo, sognavo una maglia e un pallone. Ma tu sei mai andato in trasferta? Certo che sono andato in trasferta. 2 volte? No, sono andato varie volte in trasferta, le ultime poi ho smesso. Sono tutti stati gli spareggi che il Taranto ha perso. Ah, sì, io non lo direi molto in giro. Avellino, Ascoli e Roma. Anche Ancona. Avellino, Ancona e Roma, sì. L'ultima, vabbè, lasciamo stare. Sognando la curva che canta, io provo la stessa emozione. Ok, mi abbassate un attimo in cuffia questo casino maledetto. E quindi c'è una levata di scudi da parte di tutti. Cioè, questa in realtà stavo leggendo alcuni commenti dei social, perché insomma anche per dare un sostegno ai tifosi.
Cioè, anche questo diventa divisivo in qualche modo, no? C'è qualcuno che dice, per esempio, forse impareranno a essere civili e sportivi, per colpa di alcuni scellerati purtroppo pagano tutti. C'è da qualcun altro che dice invece, grazie a tutti quelli che non fanno altro che parlare male di Taranto e dei tarantini. Cioè, se capisce niente. Mi viene da piangere. Okay. Perché mi viene da piangere? Perché chi ha la possibilità di vedere il video, fino adesso abbiamo visto la Curva Nord, sì, che canta, che inneggia al Taranto. Tra le altre cose è stupendo lo stadio che stanno costruendo, è vero, per i giochi bellissimo del Mediterraneo, però l'emozione della mitica Curva Nord è sempre forte per chi è nato a Taranto, anche per chi non è tifosissimo del calcio. Detto questo, dicevamo appunto, c'è stata questa levata di scudi che è surreale come un atto sicuramente di pubblica sicurezza. Sicuramente ci saranno delle sottese ragioni perché il prefetto di Benevento ha disposto questo divieto, però c'è da dire che questa cosa ha unito tutti, cioè un atto di chiusura è stato in grado di, piuttosto che dividere, di unire, perché sia i tifosi del Taranto, ovviamente sia i tifosi dell'Apice, sia l'amministrazione di Apice, del comune di Apice, sia l'amministrazione di Taranto, anche c'è stato un comunicato stampa che ha espresso della vicinanza a chi non potrà andare allo stadio. Ma io vorrei dire, Ciccio, oltre questa unione nel disaccordo sull'evento, c'è da dire che c'è stato anche onestamente un macro danno, un danno nei confronti di chi aveva organizzato la propria trasferta. Io so che i tifosi avevano già organizzato dei pulmini, c'era un planning già. Ma sì, ma perché insomma in questa sofferenza, poi parliamo tanto di sport a Taranto, di rilancio allo sport a Taranto, voglio dire, sì, parliamo dello sport a Taranto, mica d'Apice, che c'entra? No, c'è comunque una semifinale per finalmente salire di categoria, avvicinarsi, visto che purtroppo il Bari è retrocesso, magari potrebbe esserci. Non lasciamo perdere sta roba, perché noi siamo ancora, diciamo, al mondialito escuela a momenti. Io l'ho vinto il mondialito escuela, io pure, con l'Archita, colpa ai Cinotti. Episodio più mio fratello fu anche capocannoniere, ma non ce la tiriamo, più l'unico che è raro che l'Archita vincesse il mondialito escuela. Ma c'è tipo i preliminari no, peraltro senza pagare, cioè abbiamo fatto ma come? Abbiamo vinto, avevamo uno squadrone fortissimo. Davvero? Chi c'era in questo squadrone? Alessio Giuffre, Nicola De Florio, sì? Io ero in panchina, poi sono passati 30 anni. Sì, abbastanza. No, forse anche di più. Non ci crederò mai che l'Archita ha vinto un mondialito escuela. Cioè, eravate bravi in un sacco di cose, ma l'unica cosa che non sapevate fare era stare in campo. No, abbiamo vinto il mondialito escuela e chi ci ascolta sarà orgoglioso di questo. Forse c'è, a proposito, un movimento che è nato per almeno richiedere un maxi schermo per poter vedere tutti insieme la partita del Taranto di domenica alle 4. Ma attenzione, in ogni caso c'è Cittadella TV, Cittadella la radio, c'è il nostro Francesco Friuli alle 15:55. Se proprio volete avere una bella racconto della partita, ve la raccontiamo anche noi da Cittadella. Oppure tifosi, se volete venire tutti a Radio Cittadella no. domenica alle ore 16. Claudio, dobbiamo chiudere. Bene, allora, puntata strana. Devi chiudere, Claudio. Ciao a tutti, buon fine settimana, lungo perché addio. Grazie a Piero Caffio, grazie a Michael Schino, vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14, vi ricordo di mandare le segnalazioni a segnalazioni@Cittadella TV oppure su WhatsApp al 339 680 6868. Grazie a Claudio Petrone, che ritroveremo venerdì prossimo. E tante belle cose. Buona domenica!